La Juventus pareggia 2-2 contro l'Atletico Madrid, la prima partita di Champions League. Questo è il commento del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Da una parte c'è la consapevolezza degli aspetti positivi, dall'altra c'è il sottile giramento che c'hai quando prendi il gol al 90°. Te l'ho detto, poi io il secondo gol lo posso accettare anche più tranquillamente, perché bene o male loro hanno grandi saltatori, una palla veloce messa dentro. Il primo mi rimane difficile da digerire, perché era una palla lentissima sulla quale basta andare a toccare l'avversario per non fargli rimettere la palla dentro, quindi c'è qualcosa da migliorare nei particolari, perché poi sono particolari e ti costano punti. Al termine della sfida pareggiata contro la Juventus, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone. Quando ho finito il primo tempo le ho detto ai ragazzi che la partita che stavamo facendo è quella che volevamo fare, quella che abbiamo preparato, però che ci mancava lo più importante che c'è nel calcio, qualcosa di diverso dentro dell'area contraria. Ronaldo lo ha fatto alla fine del partito e ha passato così vicino, potevano vincere la partita. È chiaro che quando uno riesce a ottenere quello che noi abbiamo fatto nel primo tempo, se no finisce con azione pericolosa, la posesión conta poco. Y me quedo con quello che avevo detto. Non abbiamo perso mai la faccia alla partita, abbiamo rimontato contro una squadra che sicuramente lotterà per vincere la Champions. E questo, come l'ho detto a tua collega, al di là del punto ci lascia tante cose che non faranno bene in avanti. In vista della sfida di Europa League contro l'Istanbul in casa Roma ha parlato il tecnico Paulo Fonseca. Esta competição è una competizione importante È una competizione che è importante, in questa prima fase abbiamo l'obiettivo chiaro, dichiarato di superare, di andare avanti. Sappiamo che è una competizione che comprende squadre molto forti, una competizione difficile, ma vogliamo andare il più lontano possibile, una competizione alla quale partecipiamo con ambizione. Ovviamente, mas nós queremos chegar o mais longe possível, temos ambição nesta competição. Il tabloid inglese Daily Mail riporta una notizia secondo cui il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz sarebbe nel mirino di ben 3 top club europei: Liverpool, Real Madrid e Barcellona. I blancos poi si sarebbero già interessati allo spagnolo durante l'ultima finestra di calciomercato, presentando un'offerta di circa 45 milioni, a cui il club azzurro aveva risposto con un rifiuto categorico. Il contratto del giocatore scadrà nel 2023, ma nelle scorse settimane era stato annunciato che le parti stavano già lavorando al rinnovo.